Edizione di Antenna 3 Nord-Est, buongiorno, ben ritrovati. L'appuntamento quotidiano con l'informazione di Antenna 3, l'informazione dell'ora di pranzo che ci porterà a collegarci in questa ora e mezza con i nostri colleghi, con le redazioni sul territorio. Vi daremo tutte le notizie per darvi poi appuntamento ai nostri notiziari della sera. E oggi è il 13 di settembre per migliaia di studenti. Oggi è il primo giorno di scuola, inizia un nuovo anno scolastico tra luci ed ombre, un anno scolastico finalmente, lo possiamo dire, libero dalle restrizioni da Covid. È il primo anno che non inizia una scuola con protocolli Covid, nonostante sapete ci sia stata una recrudescenza di contagi, ma fortunatamente con sintomi che non stanno facendo preoccupare i nostri sanitari. Dunque parte la scuola, e di scuola parleremo tra poco con l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzana. Avremo come ospite anche Barbara Sardella, dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di Treviso, e poi ne parleremo della scuola come agenzia educativa con la dottoressa Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto. Ma partiamo come sempre dalla cronaca che in provincia di Treviso ci porta a Macerata, dove questa mattina c'è stato un grave incidente. Un 64enne è caduto da un albero mentre stava probabilmente tagliando dei rami. L'incidente è avvenuto in via Valier, appunto Macerata sul Piave. Le cause sono ancora poco chiare. È precipitato da un albero su cui stava eseguendo dei lavori di potatura. Le condizioni dell'uomo tra l'altro sono molto gravi. È stato portato d'urgenza al pronto soccorso al Cafoncello di Treviso dall'elicottero del SUEM. L'allarme è stato lanciato da alcune persone che si trovavano nei paraggi intorno alle 10 del mattino. Intervenuti nel terreno anche una pattuglia dei carabinieri che hanno svolto gli accertamenti del caso. L'uomo è residente a Macerata sul Piave e si trovava lì per svolgere alcuni lavori. La sua prognosi è riservata. La cronaca poi ci porta a Padova, a Montà. La notizia è di ieri, una comunità che piange Mario Piron, l'anziano che è stato investito lunedì sera da un'auto mentre attraversava le strade. Dopo la messa è morto. È il papà dell'ex assessore alla scuola e al sociale di Padova, Claudio Piron. Ha lottato disperatamente ma non ce l'ha fatta ed è morto all'alba di martedì. Troppo gravi le ferite riportate. Mario Piron, 87 anni, è deceduto dopo essere stato investito da un'auto mentre stava attraversando la strada in via Montà a Padova. Pochi metri ancora e sarebbe arrivato a casa in via Munzen. L'anziano stava tornando dopo la messa delle 18 che era solito frequentare quotidianamente. Mario Piron era papà di 3 figli. Uno di loro è l'ex assessore alla scuola dell'amministrazione Zanonato, Claudio Piron, che lo ricorda con parole di grande affetto e riconoscenza. Un uomo mite, umile, discreto, nascosto, ma che continuava a seminare, quindi resterà un vuoto enorme. Era tutto per gli altri, insomma, per mia mamma. L'ho assistita a 5 anni in un calvario incredibile che non ha mai ceduto di una virgola. Mario Piron era la colonna portante della sua famiglia ed era molto conosciuto nella parrocchia di Sant'Ignazio di Montà, dove era animatore liturgico e componente del coro. Dopo la messa stava portando a mano la bici lungo le strisce pedonali, poi l'urto violento con l'auto che arrivava da Padova. Il boato improvviso è stato udito da molti negozianti che si affacciano su via Montà e che sono stati testimoni del dramma. Quando sono uscito ho sentito il botto e in pratica era già sotto la macchina. Ho visto quando era già successo l'incidente, perché sarà successo 10 minuti prima che arrivassi, era già per terra. Però ho cercato di capire anch'io la dinamica. Ma qua corrono le macchine? Sì, corrono abbastanza forte, a dire. Secondo me sì, corrono. Non è più pericolosa di altre strade, la ciclabile è interrotta purtroppo dal cantiere, questo sì. È un pericolo. A terra ancora i segni dell'impatto violento. Il conducente dell'auto ha chiamato i soccorsi, ma le condizioni dell'anziano sono parse fin da subito disperate. Alla guida della Peugeot un uomo di 57 anni residente a Villafranca Padovana. La polizia locale sta aspettando gli esiti degli esami effettuati in ospedale per appurare le sue condizioni psicofisiche al momento dell'impatto. Rischia di essere indagato per omicidio stradale.
E sono ancora tutte da chiarire le cause della morte di un bimbo di appena 1 anno e mezzo accaduta a Mazzolada. Siamo a Porto Gruaro, da una parte i familiari che parlano di una caduta accidentale, dall'altra carabinieri e procura. Vediamo. Tu mi dici che praticamente, senza che ti faccio vedere, cioè la macchina era qua? Sì, la macchina era qua e la bambina l'ha appoggiato sul cofano della macchina e il bambino è caduto. Ha battuto la testa. E ha battuto la testa. Racconta così lo zio di Balil Cortesi come si è consumata la tragedia su questa strada di Mazzolada, frazione a sud di Porto Gruaro, dove il piccolo di 1 anno e mezzo è morto ieri sera. Il fatto è accaduto alle 5:30. Qualche minuto prima era venuto mio fratello dal centro, probabilmente era andato a fare la spesa e ha lasciato la macchina davanti al cancello di casa che stava scaricando. Una caduta rovinosa, testimoniata da queste macchie di sangue. Poi il bimbo che non risponde, la folle corsa all'ospedale. Il fratello minore di me è corso in ospedale e l'ha portato. Ovviamente non è morto sul colpo. Quando però il bimbo arriva al pronto soccorso non c'è già più nulla da fare. Una disgrazia quindi che però secondo i carabinieri si sarebbe consumata in tutt'altra versione, rafforzata dalla prima analisi sul corpicino fatta dal medico legale. Le lesioni gravissime al capo, si parla di sfacelo cranico, sarebbero più compatibili con un investimento e il bambino ha finito con la testa sotto ad una ruota. La procura di Pordenone ha aperto un'inchiesta anche con l'ipotesi di omicidio colposo. Per giovedì prossimo sarà svolta l'autopsia, mentre i carabinieri hanno acquisito la registrazione della telefonata giunta al 118, seguita dalla folle corsa verso l'ospedale. Mio fratello aveva chiamato anche l'ambulanza, ovviamente l'hanno aspettato l'ambulanza non è arrivato e ha visto che non arrivavano i soccorsi, ha preso la macchina e è andato lui. In quel frattempo lì l'ambulanza c'era già lì al pronto soccorso, non si è mossa neanche. La cronaca, ora andiamo invece a Venezia, dove il Consiglio Comunale ha votato per l'introduzione della tassa di soggiorno, 5 euro per visitare Venezia, per entrare nel territorio di Venezia. Vediamo. E rispetta la gente, capito? Rispetta la vita delle persone. Tu hai detto che lo avevi fatto per parlare senza microfono. Il faccia a faccia ravvicinato tra Massimo Bettini e Luigi Brugnaro rappresenta il momento di maggiore tensione e rimarrà il simbolo del Consiglio Comunale di Venezia, che per la prima volta in Italia ha stabilito che per entrare in una città bisognerà pagare. Dai 5 minuti paritari, è un'ora che parli, capito? 4 minuti a testa, mi parla quando vuole, dice quello che vuole, dà dei fascisti alla gente. Ufficialmente si discute del contributo d'accesso da far pagare per una trentina di giorni all'anno a chi intende visitare Venezia, ma in realtà quello che va in scena a Caffarsetti, in un'interminabile e molto partecipata seduta di consiglio più volte interrotta, è uno scontro più ampio tra visioni profondamente diverse della città e di quello che dovrebbe essere il suo futuro. A lui non le dici queste cose, capito? Gino! A lui non le dici queste cose, a lui non le dici. State seduti stronzi a vedere lo spettacolo e state zitti, state. Chi è sta zitta qui? No, chi sta zitta? Chi a me non te ne dici? No, tu sei stata zitta nei loro confronti. E come? Cosa ti viene a dire? Cosa ti viene a dire? Ma chi ha provocato? Ma chi ha provocato? Ma dai, è stata massa bravo. Dai, gli avete portato il voi. Ma ci so più peggio di ti, so che La Presidente del Consiglio Ermelinda Damiano deve interrompere la seduta più di una volta. Seppur diverse nei modi e nei contenuti, le contestazioni hanno spesso come filo conduttore la richiesta di un confronto più bilanciato nei tempi e più partecipato negli interventi. Si tratti di alcuni cittadini che avevano chiesto di intervenire, come poi effettivamente è successo, si tratti dei soli 4 minuti concessi ai consiglieri. Questa non è una dittatura, è una democrazia! Dovete far parlare i cittadini che hanno prenotato più sabato scorso!
Con 24 voti favorevoli della maggioranza di centrodestra e 12 contrari dell'opposizione, il contributo d'accesso è stato approvato come era nelle previsioni. Per 20 o 30 giorni l'anno prossimo il turista giornaliero che arriva da fuori del Veneto dovrà pagare 5 euro. Ma l'argomento è quasi finito in secondo piano. Il vero appuntamento a cui tutti guardano e su cui si è consumato parte del dibattito in aula è la commissione dell'UNESCO che tra poche ore inizierà a discutere il dossier Venezia per decidere se inserire o meno la città nell'elenco dei siti in pericolo, non per guerre o catastrofi naturali, ma per turismo di massa. Servizio del nostro Filippo Fois, davvero momenti di tensione ed è un servizio che rende evidentemente l'atmosfera che si è respirata ieri. Sono tanti problemi e le questioni di cui si deve occupare Venezia. Turismo di massa evidentemente una di queste e da Venezia ieri è arrivata anche la voce di Beppe Caccia perché il governo italiano ovviamente sta affrontando l'emergenza profughi con gli sbarchi che si stanno moltiplicando e contemporaneamente avete visto la Germania ha scelto di dire stop all'accoglienza, la Francia sta blindando i confini, ma è un problema di tutti, così dice Giorgia Meloni. Intanto sentiamo la voce di Beppe Caccia. L'armatore veneziano della Mare Ionio Beppe Caccia, 54 anni, che insieme ad altri attivisti ha dato vita a Mediterranea, organizzazione che ha lo scopo di salvare i naufraghi in mare, contro la minaccia del governo italiano di sbarcare le attrezzature di soccorso a bordo o scatta l'arresto. Noi, dice Caccia, siamo già pronti a salpare. Così nel pomeriggio, insieme al suo equipaggio, con il comandante capomissione Malosu, poco prima di rilasciarci questa intervista. Il nostro governo probabilmente non vuole che nessuna nave battente bandiera italiana sia certificata per il servizio di soccorso, cosa che invece ci è stata riconosciuta dal registro italiano navale. L'ordine e l'intimidazione del governo sono arrivati all'esito della visita ispettiva condotta dalle autorità marittime italiane a bordo della nostra Mare Ionio, specifica Caccia, ricordando come la Mare Ionio sia l'unica appunto della flotta civile di soccorso battente la bandiera del nostro paese. La nave Mare Ionio di Mediterranea Seville Humans è pronta a partire. Abbiamo subito una lunga e accurata ispezione da parte della Capitaneria di Porto e abbiamo rinnovato tutti i certificati che da sempre la Mare Ionio possiede. Ad oggi però ci è negato il certificato di salvataggio, la certificazione relativa al salvataggio, ma è un volere politico questo, non è un problema tecnico della nave. A nulla è valsa la minaccia dell'arresto fino a 3 mesi di reclusione con le relative sanzioni pecuniarie in barba ai problemi burocratici cui sarebbe stata ancora una volta negata la certificazione come nave da salvataggio rescue. Il soccorso civile in mare della Mediterranea continua, conclude Caccia, per il tramite della sua portavoce. Dall'inizio dell'anno, da gennaio del 2023, abbiamo più di 2.300 morti nel nostro mare e invece di chiedere a tutte le imbarcazioni che navigano nelle acque del Mediterraneo centrale di dotarsi di maggiori dotazioni di sicurezza, a noi viene imposto di sbarcarle. Lo troviamo veramente vergognoso e un oltraggio alla vita umana. Andiamo avanti con la cronaca. Guardate questo video, parla una ragazza che racconta e presenta un braccialetto antidroga dello stupro. L'iniziativa portata avanti e presentata nella discoteca Playa di Castelfranco. Questo è un braccialetto antidroga dello stupro. Come funziona? Si infila il braccialetto come un normale braccialetto e poi qui c'è il copri per il drink, per il quale c'è lo spazio solamente per la cannuccia. È un attimo il bicchiere in mano, un momento di disattenzione e qualcuno che fa scivolare la droga dello stupro nella bevanda. Molte le denunce arrivate all'associazione Protection for Kids di giovani vittime di violenza. Così Anna Chiara Sarto, presidente della ONG, che compie diverse missioni umanitarie in giro per il mondo, ha deciso di promuovere una campagna proprio in uno dei luoghi simboli del divertimento, ma anche maggiormente a rischio. La giovane e le componenti della sua squadra hanno bussato alla porta della discoteca Playa di Castelfranco, distribuendo i gadget copribicchiere per evitare la droga nei cocktail. Un copribicchiere attaccato ad un braccialetto, si indossa al polso e ha un pezzo di stoffa che serve per coprire il bicchiere con un buco solo per la cannuccia, fondamentale per evitare che qualcuno possa approfittare del caos, della musica e della disattenzione, una serata voluta dai titolari del locale. La serata per il Playa.
Si tratta della prima di una serie di iniziative di sensibilizzazione. Una tipica scena da discoteca, ok? Ciao, mi fai un gin tonic per favore? Grazie. Io parlo con la mia amica, lui mi sta drogando il drink. Combattiamo la violenza di genere, la violenza contro le donne. Di ragazzi giovani continueremo a parlare con l'assessore regionale Donazzan, la dottoressa Fortunata Pizzoferro, ma intanto guardate che cosa è accaduto ancora una volta purtroppo nel quadrante stazione di Treviso, una nuova rissa tra ragazzini fortunatamente sventata dalle forze dell'ordine. Il sabato quasi sempre tutti i ragazzi si raggruppano qua in centro a fare risse e robe così. Ma perché? Non ho idea. Il motivo principale per cui fanno rissa non ne ho idea. Però si raggruppano in un posto, quindi può essere come il centro, come può essere a paese, perché di solito anche a paese ci sono delle risse e basta. A non capire il perché di tanta violenza sono gli stessi giovanissimi che popolano il quadrante tra Piazza Borsa e Via Roma, dove l'allerta assembramenti risse in vista del ritorno a scuola è alta. Diverse le volanti che anche nelle ultime ore stanno presidiando la zona e che domenica sera hanno scongiurato il peggio quando in stazione stava per esplodere una rissa tra bande rivali, ragazzini di origine nordafricane da una parte e coetanei dell'est Europa dall'altra. La segnalazione alla polizia è arrivata da alcuni turisti con l'intervento tempestivo delle forze dell'ordine che ha evitato l'escalation. Una volta sul posto gli agenti hanno identificato dei giovani mentre altri si erano già dileguati. In particolare la banda composta dai ragazzi magrebini avrebbe raccontato di essere stata minacciata dai rivali, poco chiare le motivazioni. Sullo sfondo il fenomeno delle baby gang, sdoganato dallo stesso ministro, il trevigiano Carlo Nordio, che ha rivendicato la paternità del decreto Caivano con la stretta sui minorenni, soprattutto in materia di ammonimenti ed ASPO, provvedimento che l'associazione Sostenitori Amici della Polizia vuole portare nelle scuole trevigiane. In questo caso, voglio dire, stiamo analizzando proprio in questi giorni i contenuti del decreto, siamo pronti per poter somministrare agli stessi ragazzi quelle che sono le nozioni per far comprendere dove si può arrivare con la goliardrata, oltre alla quale chiaramente ci sono i diversi pericoli che riguardano l'illecito penale e amministrativo. Ma a chiedere di cambiare passo, alternando repressione e prevenzione, sono anche gli esercenti, non sono più soltanto bravate. Anche gli stessi miei colleghi con cui mi ero rapportato in fase di campagna elettorale per le comunali, che si dicevano preoccupati ma non troppo perché sembravano quasi delle ragazzate fino a qualche mese fa, iniziano a alzare un po' le antenne davanti a questi ultimi casi che sono effettivamente più gravi rispetto a quelli di qualche mese, qualche anno fa, anche perché parliamo di giovani trevigiani, ma ormai parliamo veramente di gente da tutto l'Interland, anche fuori provincia, che si dà ritrovo qua a Treviso per battagliare come se fosse in un videogiochi. Non è tanto normale questa cosa dei giovani che fanno risse per credersi fighi o essere qualcuno. Sì, ne succedono, sì. E anche solo il pensiero che l'altra persona potrebbe farti qualcosa, un po' sì. Quindi ogni tanto c'è un po' di timore, magari la sera. Sì, soprattutto tipo andare in giro da sole, non è sempre in compagnia è meglio, insomma. E oggi riparte la scuola, un'altra delle grandi agenzie educative che ci sono per questi ragazzi. E di scuola iniziamo a parlare collegandoci con i nostri colleghi sul territorio. Facciamo il punto prima di tutto sull'organico, un nuovo anno scolastico che inizia purtroppo con vecchi problemi, ovvero la mancanza di personale ma anche la mancanza di dirigenti. Allora ci colleghiamo con il nostro Federico Fusetti, siamo a Vicenza per fare il punto sul corpo docente e su come sta iniziando nel Vicentino la scuola. Federico, eccoci, buongiorno. Buongiorno da Vicenza, siamo con il provveditore Nicoletta Morbioli, buongiorno. Avete fatto un po' il tour delle scuole questa mattina insieme al sindaco. Cosa emerge? Insomma, qual è un po' la situazione? Si parte bene a Vicenza? Stamattina abbiamo portato il saluto a 3 scuole, una scuola dell'infanzia, una scuola primaria, una scuola secondaria di primo grado, io, il sindaco e l'assessore all'istruzione. Partiamo, io direi, alla grande. Abbiamo già come ufficio scolastico territoriale, insieme con l'ufficio scolastico regionale, assunto in ruolo tantissimi docenti. Abbiamo
abbiamo anche stipulato contratti di supplenza per 1464 altri insegnanti e poi abbiamo già messo in ruolo e dato anche i contratti alle scuole perché convochino per i posti residui e anche per il personale ATA, cioè quelle figure professionali che servono al buon funzionamento della scuola, quindi assistenti amministrativi, assistenti tecnici e collaboratori scolastici. Quindi il sistema regge, non c'è un'emergenza insegnanti a Vicenza? Questa mattina abbiamo altre convocazioni perché molti, a dire la verità, insegnanti hanno rinunciato all'incarico, quindi abbiamo pubblicato il secondo bollettino di convocazione. Vedremo stasera se ci sono delle rinunce o meno e poi lì rifaremo di nuovo un'ulteriore convocazione. Obiettivo naturalmente insomma, che i ragazzi non risentano di questo e la loro strada parta serena. Io spero che nel giro di questa settimana siano coperti tutti i posti, spero non sia un sogno e un'utopia, ecco, perché i ragazzi di tutte le scuole, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria del secondo grado, hanno bisogno di stabilità. Grazie al provveditore Nicoletta Morbioli, buongiorno e buon lavoro e io restituisco la linea allo studio. Grazie al nostro Federico Fusetti. Allora, a proposito di figure importanti e fondamentali per i ragazzi, andiamo nel Trevigiano, dove ieri c'è stato un inizio scolastico particolare per una studentessa dell'alberghiere di Lancenigo. Dopo anni di battaglie ad accoglierla, oltre al preside, c'era anche una figura importante per la quale ha dovuto davvero battagliare molto. Ringrazio fin da subito il dirigente dell'istituto alberghiero Alberini perché io credo che ieri ha regalato una grande emozione per aver accolto Lisa. Ci tengo a dirlo perché è la prima volta che mi è capitato. Il sorriso non lo dimenticherò mai e la felicità del primo giorno di scuola è stata meravigliosa. È stato davvero un primo giorno particolare perché Lisa Buzziol non ci sente dalla nascita. Una situazione che richiede un comunicatore nella lingua dei segni affinché Lisa possa seguire le lezioni come tutti gli altri. È da quando Lisa ha 5 anni, quindi andava ancora alla scuola materna. Ora Lisa fa la prima superiore a 15 anni, quindi sono ben 10 anni che io cerco di dar voce alla lingua dei segni, a quelle disabilità che sembra non ci siano, invece ci sono, ad un servizio che appare esserci ma non c'è. Perché da 10 anni Lisa e mamma Raffaella vivono sotto scacco della burocrazia scolastica. Ogni giorno io devo scrivere un'email ai infiniti uffici, mettendo a conoscenza infinite persone e aspettando le 7:45 del mattino se l'operatore può, ha disponibilità, è autorizzato. Se succede che l'operatore non è autorizzato, noi tra l'altro non sappiamo neanche quante ore sono state destinate a Lisa, in quel momento io guardo Lisa e dico: tesoro, oggi non posso andare non andremo a scuola. Una incertezza che si sta ripetendo e per la quale mamma Raffaella chiede chiarezza all'ufficio scolastico provinciale, forte anche delle sentenze a favore della famiglia Buzziol. Ma intanto un piccolo passo ieri è stato fatto per il sorriso di Lisa. Il dirigente ha accolto Lisa come tutti gli altri, con felicità, con l'inclusione. A fianco a Lisa c'era l'assistente alla comunicazione in LIS, un esperto LIS, che ha fatto da ponte nella lingua dei segni e questa è stata un'esperienza bellissima e Lisa si è sentita uguale agli altri. Non solo figure professionali, ma anche mezzi come ad esempio i libri e la cancelleria, che quest'anno hanno subito degli aumenti considerevoli, 6% per la cancelleria, 4% per i libri, ve l'abbiamo raccontato in questi giorni, ed oggi la rete degli studenti medi a Padova ha fatto una protesta proprio contro il caro libri. Per noi c'era Valentina Visentin, la vedo già collegata. Valentina, buongiorno. Buongiorno da Padova, siamo davanti a uno dei licei scientifici più frequentati in città, il liceo Cornaro. Questa mattina il suono della campanella, gli studenti sono tornati in classe, la scuola ricomincia, ma ricominciano anche le proteste perché giustamente gli studenti, soprattutto quelli delle superiori, contestano il caro libri e quanto costa per loro e per le famiglie tornare a scuola. Qui con me c'è Marco Nimisca, il coordinatore
coordinatore della rete studenti medi di tutto il Veneto, che questa mattina in tante scuole di tutta la regione ha attaccato degli striscioni. Con che slogan, Marco? Lo slogan era "non ce lo possiamo permettere, non me lo posso permettere". È uno slogan che abbiamo usato a livello nazionale, in realtà non solo in Veneto, per appunto andare a parlare di uno dei problemi che affligge questo ritorno a scuola, che è quello dell'aumento del caro scuola, dell'aumento del costo del diritto allo studio e di tutta l'istruzione poi per gli studenti delle superiori e non solo. Quanto vi costa? Perché ci sono anche degli scontrini che avete mostrato questa mattina in cui ci sono dei prezzi da capogiro. Allora, i costi sono molto alti, chiaramente differenziano tra scuola, tra regione, città e comunque tra tipo di indirizzo che fanno gli studenti. Si aggirano però tra i 1.300 euro fino, se ci aggiungiamo le spese anche esterne ma collegate alla scuola, anche a migliaia di euro. Il trasporto pubblico, per esempio, che aumenta. Il pubblico è uno dei problemi più grandi, solo qui a Padova, in Veneto, è aumentato del 10-15%, si parla di abbonamenti che costano fino a 500 euro, per non parlare degli studenti che magari vivono in provincia, si trovano costretti a prendere l'abbonamento per 2 tratte. Idem per la questione dei libri di testo, anche qui i libri sono aumentati, circa il 3%, il comodato d'uso purtroppo è affidato alle singole scuole, a livello regionale non esiste, i vocabolari costano tantissimo, ogni scuola giustamente ogni anno va a richiedere versioni nuove, quindi anche il mondo del mercato dell'usato è molto indebolito da questo. Prima di salutare ti chiedo, come di consueto, magari i primi mesi di scuola sono anche i mesi delle proteste, ci saranno studenti pronti a tornare in piazza? Sì, noi saremo in piazza il 17 novembre per parlare di caro scuola e non solo, saremo in piazza anche il 7 ottobre contro l'autonomia differenziata come studenti giù a Roma. Nei prossimi mesi appunto proveremo a fare un po' di sensibilizzazione sul tema del costo della scuola, perché nel momento in cui un diritto istituzionale non diventa garantito anche a livello economico ci aspettiamo risposte dalla politica. Dopo un'estate in cui si è passato a parlare di scontrini, dei 2 euro per il taglio dei toast, dei caffè a 3,50 euro sui social e ovunque anche in televisione, appunto abbiamo deciso di utilizzare il modello dello scontrino per presentare un conto al governo e far capire anche che la scuola in questo momento non ce la possiamo permettere. Ringraziamo Marco Nimis, nel frattempo la campanella è suonata, quindi molto probabilmente gli studenti adesso usciranno anche dalle loro classi, 37.000 gli studenti padovani che sono tornati oggi. L'augurio è arrivato anche da parte del sindaco Sergio Giordani, che ha scritto una lettera soprattutto per gli studenti della primaria e della secondaria di primo livello. Il sindaco ha augurato a tutti un buon inizio di anno scolastico, ricordando come la scuola sia una palestra di vita. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie alla nostra Valentina Visentin, e una lettera l'ha scritta anche Mario Conte, sindaco di Treviso, ai ragazzi. Un videomessaggio invece è quello del presidente del Veneto Luca Zaia. Ma intanto ci sono i numeri che non mentono, sono quelli estrapolati dalla CISL Scuole, che ha fatto il punto nell'ultimo incontro con le RSU. Pensate, almeno il 30% dei docenti sono supplenti in tutte le scuole di provincia di Belluno e provincia di Treviso. Sentiamo. Ci mancano insegnanti, cominceremo un po' a scartamento ridotto, ma a parte il mancarci insegnanti, molti di questi saranno non di ruolo ma precari, anche se le procedure per la stabilizzazione potrebbero esserci. E poi ci manca in organico tanto personale ATA. Nuovo inizio, vecchi problemi. Le RSU della scuola per le province di Treviso e Belluno si sono incontrate al Cerletti di Conegliano per mettere nero su bianco le criticità con cui il nuovo anno scolastico ripartirà. Nella Marca quest'anno ci sono state 546 immissioni in ruolo di docenti e ben 2.300 insegnanti precari chiamati per coprire, anche con orari spezzettati, gli oltre 800 posti rimasti vacanti per carenza di docenti nelle graduatorie. Stesso problema nel bellunese, con 263 immissioni in ruolo e circa 800 supplenti annuali. Non va meglio al personale ATA. A Treviso, su 550 posti liberi, sono state fatte 168 assunzioni. Ci rendiamo conto, nelle regioni settentrionali, ma in Veneto in particolare, che la professione docente non è più appetibile purtroppo. Gli stipendi bassi non attirano i giovani che escono dalle università e quindi noi abbiamo pochi aspiranti docenti e pochi docenti in graduatoria. Persone che non sono stabilizzate sono così sostituite con personale facente funzione. Capita anche nelle dirigenze. Insomma, nelle due province di Treviso e Belluno circa il 60% dei posti disponibili fra docenti viene coperto da immissioni in ruolo, il resto va ai supplenti. Lo slogan quest'anno dell'incontro: la forza della partecipazione, a sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare proprio sulla partecipazione al lavoro. Sottolinea l'aspetto della partecipazione
dei lavoratori dentro i processi decisionali e produttivi, anche quelli culturali di questo Paese, che sono fondamentali per cambiare il paradigma di sviluppo di questo Paese. Quindi la partecipazione non è solo un tratto particolare di una rappresentanza sindacale, ma della capacità di tutti i lavoratori di stare dentro i processi produttivi. Allora, io saluto e ringrazio l'assessore regionale istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan, che ci ha raggiunto e non poteva non essere lei il prima ospite di questa nostra edizione. Oggi 13 settembre, buongiorno. Buongiorno Elena. Buongiorno e grazie a voi per aver invece dato questa ampia eco a questo primo giorno di scuola. Siamo partiti un po' con questo slogan, collegandoci con le varie redazioni sul territorio. Abbiamo sentito Padova, Vicenza, abbiamo sentito Treviso, nuovo anno scolastico, problemi vecchi, se così lo possiamo dire, con i numeri legati alla mancanza di docenti. Ma c'è un altro problema, Assessore, che sta attanagliando anche le scuole del Veneto, è quello che ci collega a questo periodo di forte denatalità che anche il nostro territorio sta vivendo. Da qui anche la necessità, anche in Veneto, di accorpare delle classi. Com'è la situazione attualmente? Riesce a farci una fotografia su questi due aspetti per il Veneto? Certo Anna, perché purtroppo è un dato che è facile da verificare. Noi sappiamo oggi quanti bambini saranno o non saranno, ahimè, in classe tra 5 anni, cioè quando inizia l'obbligo scolastico. E io do questa immagine che credo sia forte, perché i numeri altrimenti rischiano sempre di essere un po' sulle percentuali, quanti ne abbiamo perduti di anno in anno. Sono numeri impressionanti. Il numero e la fotografia è questa, è come se avessimo cancellato l'intera cittadina di Thiene, una cittadina da 27-28 mila persone. Sono i dati delle mancate nascite dal 2018, ho preso solo questo riferimento, potrei andare più indietro, i dati più avanti sono anche più drammatici, ma noi quest'anno abbiamo iscritto nelle scuole primarie ancora un segno negativo e cominciano ad essere numeri di tutta rilevanza. In questo caso non è che possiamo, a me vengono i sindaci a chiedere di tenere aperte le scuole e cerchiamo di farlo con l'ufficio scolastico regionale, con il Ministero, questo ragionamento di tenere soprattutto le piccole scuole di montagna, le scuole delle isole minori di Venezia, il mondo della scuola del Polesine è quello che più è in difficoltà e lì cerchiamo di tenere aperte anche le piccole scuole. Se una comunità locale chiede di avere una pluriclasse, quindi scuole certamente piccole, sottodimensionate, con pochi bambini, noi cerchiamo di tenere aperto, perché la scuola non è solo un servizio, è il cuore della comunità. Ma dobbiamo fare i conti con questo dato, non possiamo prendercela con nessuno se non con noi stessi in termini culturali e in termini politici, perché non ci sono politiche per la famiglia da dopoguerra e quindi dopo il boom degli anni 70, io sono figlia di quel tempo, poi si è cominciato a non fare più figli e quindi questo è il grande problema della scuola, forse il più grave. L'altro è quello che, come ha detto anche nell'intervista la sindacalista della CISL, questa è una professione che non è abbastanza valorizzata e non dico solo in termini economici, questo lo è di sicuro. Chiaro che noi abbiamo una mancanza di insegnanti e di presidi perché a nord si guadagna di più anche facendo altri lavori, se il tema è quello economico, ma io non credo, io credo che ci sia anche una questione reputazionale e di valorizzazione. Dall'altra il ruolo del docente negli anni è sempre stato un po' visto come marginale, negli ultimi in particolare, quando invece è centrale. E infine c'è la questione di come accompagniamo il mondo della scuola. Quanto scarichiamo sul mondo della scuola e sui docenti i disastri e i disagi della nostra società? Ecco, io stamattina ero a inaugurare l'anno scolastico a Rovigo, in un istituto comprensivo, quindi elementari e medie, questi era il target, un indirizzo musicale. Ho fatto appello ai genitori e ai ragazzi, ho detto dobbiamo stare a fianco dei nostri docenti perché siamo una comunità educante
Non c'è qualcuno che ha questo ruolo e qualcun altro che non ce l'ha. Quindi lei dice l'asse scuola, famiglia, ne parleremo poi tra l'altro dopo di lei. Con noi ci sarà la vicepresidente dell'Ordine degli Psicologi e delle Psicologhe del Veneto, la dottoressa Fortunata Pizzoferro, e affronteremo questo tema. Tra l'altro si è parlato da diverso tempo di un sostegno psicologico all'interno delle scuole. A che punto siamo? Questo è stato molto rafforzato durante il periodo del Covid e post-Covid. Ci siamo occupati tanto del corpo in Covid, no? Abbiamo cercato di preservare il corpo, chiusi in casa, rischio contagio. Nessuno si è occupato dell'anima, della mente, e i nostri ragazzi sono quelli che hanno sofferto di più, ma veramente molto. I dati sono i dati che non voglio fornire perché sarebbero molto, molto drammatici, e non è una questione di numeri in questo caso. Prima ho fatto la fotografia di Tiene che viene cancellata per dare questa immagine. Ma Anna, quanti sono i ragazzi che oggi sono seguiti perché è diventata patologia la loro paura, il loro isolamento? Quanti sono i percorsi scolastici che dobbiamo attivare dentro i percorsi di psichiatria? Una volta io mi occupavo della scuola in ospedale per i malati oncologici, cioè bambini che purtroppo avevano questa grave malattia, e per non far perdere loro l'anno abbiamo strutturato 2 realtà, erano Padova e Verona. Oggi non mi occupo di bambini e ragazzini in oncologia, ma in psichiatria. E questo credo che sia il dato più inquietante del Covid. Che cosa abbiamo chiesto allora all'Ordine degli Psicologi? Di collaborare, l'ho chiesto a livello centrale il Ministero. Si è rafforzato l'accompagnamento con un potenziamento legato a queste figure dentro le scuole. A me non piace l'idea di dover avere anche questo tipo di supporto, ma a noi è necessario accompagnare oggi. Cioè è brutto pensare che ci debba essere della prevenzione della patologia, ma è oggettivo che tutti hanno bisogno di essere accompagnati, e allora la scuola si è fatta carico anche di questo. Quindi i percorsi ci sono, i percorsi partiranno, ci conferma questa notizia? Sì, ci sono, alcuni ovviamente stanno esaurendo quella che era la progettualità di Covid, ma molte cose si sono poi organizzate, data la sensibilità magari della scuola, le problematiche che possono essere più o meno rilevanti, e quindi si cerca di potenziare o meno anche con le scelte che l'autonomia scolastica ha. Quanto riesce infatti, Assessore, ad essere omogeneo il territorio veneto su questo fronte? Possiamo pensare che tutti gli studenti veneti riescono ad avere gli stessi diritti? Sì, Anna, io credo che questo sia fuori di dubbio, anzi gli studenti veneti possono poggiare la loro fiducia sul fatto che i nostri territori siano molto attenti a ciò che accade nella scuola. Mi spiego, la comunità educante di cui parlavo prima, e che anche stamattina dal provveditore, cioè dal direttore dell'ufficio scolastico territoriale di Padova e Rovigo, che è una realtà molto grande, molto composita, molto differenziata, passiamo dalla città di Padova con le sue complessità al Polesine, le piccole scuole dove i chilometri rendono distante. Ma ci sono i sindaci che sono così attenti al mondo della scuola. Spesso, in questi, veramente anche nel Polesine in particolare, sindaci che si mettono insieme per provare a gestire non solo il tema dei trasporti, e non per i costi, per i servizi, a fare in modo che quando si deve riorganizzare, data la denatalità, non si depauperi un territorio a favore dell'altro, cioè si accompagni, e c'è tantissima sensibilità proprio da parte dei nostri amministratori locali. Si pensa alle volte che la scuola sia l'organizzazione distante del Ministero. Certo, lì ci sono i programmi, ci sono le docenze, ci sono le risorse, ma la comunità educante è proprio fatta di tanti soggetti, e quindi il Veneto, che ha questa sensibilità, può dire tranquillamente che lo stesso servizio si dà nel piccolo comune di Roccapietore per arrivare al centro di Verona. Quindi un territorio che c'è. Assessore, devo chiederle di attenderci davvero pochi minuti, devo andare in pubblicità, ma quando torneremo in onda vorrei parlare delle nuove materie, cioè le materie su cui sicuramente in questo nuovo anno scolastico, e da qui quelli che arriveranno, bisognerà insistere, perché si parla di intelligenza artificiale, le materie STEM, e poi l'educazione civica nelle scuole. Il futuro, insomma, in qualche modo della scuola, la direzione che anche la scuola del Veneto sta prendendo. Quindi tra pochi minuti torneremo da lei.
Eccoci, ben ritrovati, prima edizione di Antenna 3 Nord-Est. In onda con noi c'è l'assessora regionale Elena Donazzanna. Oggi, 13 settembre, si torna sui banchi di scuola per migliaia di studenti di tutto il Veneto. Di nuovo, buongiorno Assessore, ci siamo congedati raccontando la nuova scuola, una scuola che sa essere al passo con i tempi. La nostra, secondo lei, parlo di materie STEM, parlo di nuove materie come l'informatica, come l'educazione civica. Questa evoluzione l'abbiamo anche qui in Veneto? Direi che l'abbiamo soprattutto qui in Veneto, Anna, ed è figlia di un approccio molto collegato alle dinamiche socio-economiche del territorio. Vi do un numero, un dato. Il Veneto è l'unica regione in Italia dove il numero di iscritti a istruzione professionale, istruzione tecnica e formazione professionale supera i licei. E dall'anno scorso a quest'anno, cioè le iscrizioni ai 2 anni scolastici, differiscono di uno 0, che è in parte fisiologico per la denatalità, ma non ancora così rilevante, invece segna che i licei sono passati dal quasi 47% a 46%, quindi meno 1% di iscritti circa. Io ho fatto liceo, sono assolutamente favorevole alla cultura che è molto organica che dà il liceo italiano, è una delle, delle formazioni più raffinate. Però avevamo nel tempo in Italia visto il fenomeno della licealizzazione, cioè tutti al liceo, e questo è sbagliato per 2 ragioni. Il primo, perché il liceo prevede alcune competenze che possono andare bene per alcuni segmenti professionali, parte del mondo dell'economia, certamente il terziario è avanzato, ma non per tutto. E invece l'Italia è un paese manifatturiero, il Veneto più di altri. Manifatturiero vuol dire che la nostra ricchezza appoggia sull'economia che si basa su produzioni, su turismo, e quindi andare a fare un buon orientamento verso l'istruzione tecnica professionale, la formazione professionale con le nuove tecnologie è stato l'obiettivo di questi anni e ha portato ottimi risultati, perché, altro dato che è segno di conforto per tutti noi, nel vivere in Veneto e affrontare l'approccio anche con il mondo della formazione scolastica, siamo la regione con la dispersione scolastica più bassa, Anna. Vuol dire che noi perdiamo meno creature del Signore rispetto ai percorsi. La media italiana è agghiacciante, 15 ragazzi su 100 abbandonano la scuola prima della fine dell'obbligo formativo. Noi abbiamo una percentuale che è il 9%, per me è ancora troppo alta, continueremo a lavorare su questo, però è la migliore d'Italia. Senta, quindi possiamo dire che insomma il nodo resta quello del corpo docente, no? Se abbiamo questi numeri di un 30% di supplenze, e da qui questa domanda perché vorrei venire alle affermazioni del Presidente Zaia quando parla di necessità di regionalizzare la scuola. Che cosa intende? Il Presidente Zaia intende una cosa su cui abbiamo studiato da anni, fin dal 2007, ricordo perché ero assessore già allora, scrivemmo una proposta di concorsi per posti vacanti, per i posti della Regione del Veneto su base regionale. Allora, come oggi, il problema è il medesimo. I concorsi vengono banditi a livello nazionale, ci sono graduatorie che attingono a quando si esauriscono le graduatorie della propria regione su base nazionale, si attinge alle altre e noi siamo costretti ad avere graduatorie esaurite che non possiamo più bandire, il Ministero non può più bandirle, fino a che non si esauriscono tutte le altre. E qui il fenomeno della migrazione, in particolare da sud a nord, che oggi viene rifiutata perché a sud si trovano posti, perché a nord la vita costa di più e questo non funziona. Cosa abbiamo detto noi? Ci sono 100 posti in Veneto, si fa un concorso per i 100 posti del Veneto e quando si esaurisce quella graduatoria se ne rifarà un altro su base regionale. Non è fatto per i cittadini del Veneto, è fatto per i posti delle scuole del Veneto, proprio per evitare questa cattiva organizzazione, che invece, mi permetto di dire, sarebbe la più facile in assoluto. Che speranze ci sono secondo lei, Assessore, che si arrivi a questo? Non mi trova a fare facili battute sulle speranze. Io dal 2007 che combatto questa battaglia, quindi sono
non provata ma consapevole, che il sistema, quando parliamo di scuola, è molto rigido, molto difficile da modificare, però è anche vero che stiamo ragionando per la prima volta con degli atti veri normativi, anche se sono diversi dalla percezione che abbiamo noi. Noi dopo il referendum volevamo l'autonomia con uno schioccar di dita e pensavamo, anche qualcuno pensava addirittura che fosse un'autonomia così tipo indipendenza, cosa peraltro che io non vorrei mai, ma la questione è di un'autonomia vera, e l'autonomia vera è un'autonomia che deve ragionare di questo. Su questo punto, cioè sulla scuola e sulla regionalizzazione, prendo le parole del mio presidente ed è la mia convinzione, si deve andare in questa direzione. Il suo augurio agli studenti allora, prima di congedarci, Assessore? Guardi, oggi ho iniziato quest'anno scolastico in un istituto musicale e ho detto ai ragazzi, alle famiglie, ai docenti 2 cose. La prima è che lo spartito, non so, tutti noi abbiamo un po' di dimestichezza, ci ricordiamo che cos'è. Lo spartito sono le regole, dentro queste regole ci sono le note che, se gestite bene, sono l'armonia, e questi siamo noi, con tutte le nostre peculiarità. La scuola deve essere una grande armonia e tutti concorriamo. E quindi ho chiesto, la seconda cosa, genitori e ragazzi, ecco, come il primo giorno si è così felici di iniziare e rispettosi dei docenti, siamolo tutto l'anno, perché troppe volte negli anni passati il tema dell'educazione civica, dei cattivi comportamenti, dell'aggressione ai docenti, della mancanza di rispetto nei confronti dei docenti è stata una brutta pagina di cronaca e io non vorrei più leggerla. Grazie a Elena Donazzan, arrivederci Assessore. Grazie a voi. Buon lavoro, arrivederci. E ora sulle colline UNESCO con il nostro Lucio Zanato, che mi dicono essere già collegato. Qui parliamo di promozione turistica, parliamo di territorio, colline UNESCO che hanno fatto parlare di sé ancora una volta nell'ultimo periodo. Ditemi se c'è Lucio, eccolo lì, lo vedo collegato. Buongiorno Lucio. Buongiorno Anna, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Allora io mi riaggancio invece al passato intervento, all'intervento dell'assessore Donazzan, perché sono con il sindaco Marco Turato, parleremo anche di turismo. Primo giorno di scuola qui da voi, com'è andata? È andata bene, a parte le scosse di assestamento per quel che può riguardare il trasporto. Ma cosa è successo? È successo che magari cambiando alunni e cambiando famiglie e località del nostro comune, alcune fermate abbiamo dovuto sospenderle, però le ripristineremo appena possibile. Insomma, già proteste il primo giorno di scuola? Ovviamente, ogni anno, ma è una tradizione. Ecco, poi è vero che c'è un po' di protesta, un po' di maretta per via dell'aumento della MOM? Sì, noi il trasporto locale scolastico per quel che riguarda le scuole medie è fatto attraverso la MOM e alcuni genitori si sono già lamentati dell'aumento non indifferente che è stato effettuato. Bene, detto questo argomento torniamo al motivo del nostro collegamento. Noi siamo qui perché stiamo registrando una puntata di Agricoltura Veneta dedicata al fagiolo borlotto nano di Levada, anzi Levada, non di Levada. Nicoletta ci farà vedere intanto la lavorazione e volevamo parlare di questa lavorazione sotto il profilo turistico. Perché? Perché da una parte abbiamo sentito prima che cosa è successo a Venezia, che addirittura deve mandare a casa i turisti, mette la tassa di 5 euro. Qui invece voi, come sempre comunque territorio UNESCO, perché qui è MAB UNESCO, e voi invece fate una promozione, addirittura voi non fate neanche la tassa di soggiorno. Noi non applichiamo la tassa di soggiorno per le strutture ricettive, magari una piccola cosa, ma cerchiamo anche attraverso questa iniziativa di attirare più turisti possibile nel nostro comune. Ecco, visto il servizio con quello che è successo in Consiglio Comunale a Cafarsetti e a Venezia, il giudizio del sindaco di Pedarobba? Mi dispiace per l'amministrazione comunale di Venezia, mi mettono i loro panni per gestire una città dell'importanza di Venezia, gestirla, mantenerla soprattutto è una grossa difficoltà se ti mancano gli abitanti, per cui non li biasimo nella scelta che hanno effettuato. Insomma, i 5 euro li avrebbe messi anche lei? Certamente se la casa non sta in piedi in qualche modo devo investire. Ecco, invece qui voi fate promozione e la fate anche attraverso ad esempio i prodotti tipici. Ma come sta andando il turismo da quando è sito MAB UNESCO? Molto bene, perché le nostre strutture, se prima le potevamo contare sulle dita di una mano, sono più che raddoppiate. Siamo arrivati a circa 15-20 bed and breakfast e strutture ricettive.
per cui è una dimostrazione del fatto che gli investimenti che stiamo facendo assieme con gli altri comuni è nella direzione giusta. Insomma, voi state investendo molto per portare i turisti, Venezia invece sta investendo molto per tenerli a casa i turisti. Non è che si possa fare qualcosa con la regia della regione, nel senso magari spostare un po' di giorni di qua e poi quando Venezia si sgrava un po' farli portare, cioè fare una cosa insomma proprio per non perderli questi turisti, secondo lei? Beh, secondo me la migliore ricetta sarebbe quella di fare sinergia con gli altri comuni, soprattutto con quelli di attrazione turistica mondiale, attraverso anche le strutture di trasporto, perché non dimentichiamo che noi siamo su una linea ferroviaria magari poco ricordata, però collega Venezia a Belluno e di conseguenza dovremo investire anche su queste piccole cose. A proposito di linea ferroviaria, abbiamo visto che ormai tutta la parte elettrificata c'è, ma sta funzionando questa linea oppure siamo ancora agli autobus da voi per il tratto diciamo Montebelluna-Feltre? No, domenica è ripartita fortunatamente, ma arriva solo fino a Feltre perché gli investimenti non sono finiti e di conseguenza ci sarà un'altra sospensione più avanti. Ecco Anna, adesso io invece mi sposto con il segretario della confraternita del Fagiolo che noi stiamo registrando, perché sempre sotto il profilo turistico c'è questo prodotto, come molti altri prodotti di questo nostro Veneto, che a Venezia magari non possono arrivare ma che potrebbero essere attrattivi. Quanto un prodotto tipico, quanto la tavola può attrarre e sta attraendo i turisti qui? Attrae proprio per la sua peculiarità questo prodotto, il fagiolo levada, perché ha una polpa tenera, cremosa, buccia sottile e quindi è apprezzato dai buon gustai. In realtà arriva anche a Venezia il fagiolo, perché ce lo chiedono anche i ristoratori anche nella riviera di Jesolo, Caorle, quindi attrae parecchio perché qui si mangia bene e quindi il fagiolo accompagnato ai prodotti locali, alle soppresse, alla polenta, classici, no? E quindi è molto apprezzato anche dalla gente che viene da fuori. Possiamo dire che non è solo il Canova, non è solo la Grande Guerra, ma è anche la tavola che può attrarre turisti qui e che magari possiamo spartire con Venezia invece di tenere fuori. Esattamente, e per dare qualità e valorizzazione al prodotto la confraternita assieme ai produttori sta portando avanti la DECO, cioè la denominazione comunale, proprio per qualificare e valorizzare un prodotto che qui ha trovato il terreno e l'area proprio adatti. Ecco, salutiamo il segretario della confraternita, però andiamo con il presidente della locale Proloco, Anna, perché c'è un problema, giriamoci un po', di qua, presidente, no, di qua, verso la telecamera. Dicevo, guardiamo un po' l'altro fatto, perché devi sapere che le Proloco da sempre promozionano il turismo di questo territorio, però da quando c'è stato il Covid c'è stata una caduta verticale, ad esempio voi non riuscite neanche più a fare la sagra. Sì, dal 19 che abbiamo fatto l'ultima non siamo più riusciti a ripartire, contiamo di ripartire l'anno prossimo facendo un po' di... Insomma il Covid ha penalizzato molto. Come da altre parti anche da noi è penalizzato molto. Ecco, quindi questa è la fotografia dell'entroterra veneziano. Quindi da una parte abbiamo Venezia che deve mandare a casa i turisti, dall'altra parte abbiamo un territorio che sta cercando di fare di tutto pur di riattrarli nonostante le difficoltà del Covid. Dovrebbe esserci una regia, insomma, secondo me, che riesca a coniugare le due esigenze per il bene di questo territorio e anche di questa economia, perché non dimentichiamo che con il Prosecco e il turismo qui si è data una risposta a tanti posti di lavoro che sono andati a cadere quando l'industrializzazione è andata verso la Cina. A te Anna, se hai domande, se no ti restituisco la linea. Grazie al nostro Lucio Zanato per il bel viaggio in cui ci ha portato diversi i temi affrontati. Tra pochissimo invece resteremo sempre nella Marca trevigiana, ma ci collegheremo con la nostra Edi Caliman per raccontarci un furto, pensate, di oltre 900 euro alla canonica di Segusino. Intanto vi facciamo vedere questa fotografia che è la fotografia di un incidente stradale. Siamo a San Zenone degli Ezzelini. Questa mattina un giovane, mentre stava transitando lungo la strada con il fratello, è uscito di strada, macchina distrutta, il ragazzo non dovrebbe essere in pericolo di vita, è stato portato all'ospedale dai sanitari del SUEM, la chiamata al 118 dai passanti. Vedo collegata la nostra Edi Caliman in diretta da Segusino. Edi, buongiorno. Eccoti.
Buongiorno Anna, buongiorno ai nostri telespettatori. Come hai detto tu, ci troviamo con Francesca Pezzo a Segusino di fronte alla chiesa parrocchiale, alla canonica appunto di Segusino, la canonica di Santa Lucia. Perché? Perché la notte del 9 settembre dei ladri si sono intrufolati nella canonica, non ci sono segni di effrazione, hanno rubato 900 euro in contanti. 900 euro che erano parzialmente coperti da assicurazione, ci fanno sapere che quindi probabilmente riusciranno a rientrare, non tutti, però almeno coprire la maggior parte di questi soldi andati rubati. Cosa è successo? Ancora al vaglio dei carabinieri i filmati delle telecamere di sicurezza per capire chi si può essere introdotto in un luogo sacro, possiamo assolutamente dirlo, per rubare appunto dei soldi che probabilmente erano destinati ad attività appunto della canonica per ragazzi o comunque per i fedeli del paese di Segusino. Appunto sono oltre 900 euro. Si è accorto del furto la mattina don Gabriele Benvenu, che ha subito allertato le forze dell'ordine, che sono tuttora al lavoro per cercare di identificare i malviventi che hanno appunto commesso questo reato. Come puoi vedere, Anna, oggi la canonica è deserta, non c'è nessuno, non c'è nemmeno in sede don Gabriele. Noi comunque proveremo a cercare di sondare un po' l'umore tra i paesani di Segusino per capire se comunque come stanno dopo questo furto. Vogliamo ricordare anche che un mese fa circa era accaduto un fatto molto simile, questa volta però era di 10.000 euro, il furto avvenuto nella chiesa di Carpesica a Vittorio Veneto, in cui erano state rubate le offerte di ben 10.000 euro destinate alla ristrutturazione del campanile. Noi cercheremo di capire anche a cosa erano destinati questi 900 euro andati persi. Noi ovviamente per qualsiasi aggiornamento ve ne daremo conto per le edizioni dei prossimi telegiornali. Anna, se non hai domande, da Segusino con Francesca Pezzo ti restituirei la linea. Grazie alla nostra Edica Liman. 900 euro rubati alla canonica, soldi dei parrocchiani, soldi per la chiesa e per le attività appunto della parrocchia. Noi, come promesso, ora ci colleghiamo con Barbara Sardella, dirigente scolastico provinciale di Treviso, per fare il punto anche con lei. Intanto le diamo il benvenuto. Dottoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Grazie. Allora, sappiamo che oggi lei è stata a Villorba per un nuovo taglio del nastro, quindi fortunatamente le scuole del nostro territorio della Marca, possiamo dire anche dal punto di vista dell'edilizia scolastica, visto i tanti tagli di nastro che abbiamo anche noi, come dire, documentato con le nostre telecamere, insomma le scuole sono in buona salute, un po' meno il corpo docente. Ci fa una fotografia della provincia di Treviso? Sì, certo, ecco, come diceva lei, siamo stati oggi a inaugurare questa nuova scuola che è stata sicuramente adeguata sia dal punto di vista sismico ma anche con la domotica, quindi una bellissima scuola che è in grado di accogliere gli studenti, insomma, che quest'anno frequenteranno e così anche nei prossimi anni. Dal punto di vista dei docenti siamo ancora noi in piena fase di reclutamento, diciamo, dei supplenti. Il primo turno di nomine è andato a buon fine e naturalmente, come ogni anno accade, abbiamo fatto un bel po' di nomine, ma ci sono anche state un bel po' di rinunce, per cui si spera, insomma, entro questa settimana di riuscire, diciamo, ad avviare il secondo turno di nomine, quindi a coprire i posti che sono ancora carenti. Più che altro la problematica la riscontriamo, come sapete, insomma, sul sostegno soprattutto alla primaria, dove sono rimasti molti posti liberi, ma ecco, contiamo e confidiamo, ecco, che nelle prossime nomine, anche con i posti che abbiamo peraltro restituito alle scuole, si riescano, diciamo, a trovare i docenti. Avere più o meno un numero di quanti ragazzi sono rimasti senza sostegno allora con l'inizio di questo anno scolastico? Ha parlato di diversi, provare a quantificare. Sì, allora noi abbiamo avuto in primaria purtroppo per quanto riguarda il sostegno abbiamo avuto su circa 684 posti disponibili, ne siamo riusciti a coprire con il primo turno di nomine solo sui 370, quindi praticamente poi se a questo aggiungiamo
le rinunce che sono arrivate dopo la nomina, abbiamo circa 350 posti alla primaria scoperti, ecco, che dovremmo andare a coprire con gli altri turni di supplenza. Meno problematica invece sono gli altri gradi, il primo, ma come anche l'infanzia, eccetera, dove invece insomma siamo in una situazione non così allarmante come devo dire alla primaria. C'è un tema dirigenza, c'è un problema legato ai dirigenti anche nella Marca Trevigiana, come si è visto in altre città del Veneto? Allora sì, anche qui naturalmente abbiamo, fortunatamente sono stati anche immessi in ruolo dei nuovi dirigenti, quindi alcune diciamo, situazioni sono state coperte, ma anche qui abbiamo una decina di reggenze, per cui naturalmente è un carico maggiore per i dirigenti scolastici che oltre a dover naturalmente seguire e dirigere la propria scuola devono anche dirigere una scuola reggenza che con naturalmente i problemi e insomma le complessità che richiede la gestione di una scuola insomma è particolarmente come dire coinvolgente anche nell'attività dei docenti, dei dirigenti insomma, che sono chiamati a gestire le scuole. Senta dottoressa, sarà anche motivo di ritardo per l'avvio dei tempi pieni, se non sbaglio, no? La mancanza dei docenti, cioè questa è una delle conseguenze, perché non si entra subito diciamo con orario completo per i ragazzi? Ma sì, certo, dipende. In quelle scuole dove i docenti sono presenti è normale che l'attività può partire a pieno regime. Laddove mancano dei docenti è normale che il tempo pieno andrà a slittare magari di qualche giorno. Questo certo, sì. Senta, con l'assessore regionale Elena Donazzana abbiamo parlato anche del sostegno psicologico che viene fornito ai ragazzi all'interno delle scuole, grazie a dei progetti, grazie a dei bandi vinti. Anche qui nella provincia come siamo messi? Si sta lavorando per questo? Beh sì, assolutamente. Noi ormai da anni, insomma, purtroppo da quell'esperienza negativa legata al Covid, che diciamo non è stata la causa, ma che ha fatto venire fuori i disagi di cui abbiamo preso consapevolezza piena, nelle scuole, con l'ULSS, con la conferenza dei sindaci, insomma un po' con il territorio abbiamo lavorato tantissimo per far sì che le scuole si dotino appunto di esperti che possano anche dare un sostegno ai ragazzi magari un po' più fragili, che hanno necessità di un supporto morale, psicologico, anche ad affrontare la realtà scolastica, ma anche un supporto ai docenti. Non abbiamo anche neanche trascurato insomma, la necessità di supportare i docenti che devono ogni giorno far fronte con necessità diverse, con fragilità diverse, con problematiche diverse, per cui su questo ecco, siamo in prima linea, dicevo, assieme al territorio e all'ULSS. Su questo insomma, contiamo di continuare soprattutto per il bene degli studenti. Proprio su questo tema, pochi giorni fa abbiamo sentito l'assessore Sernagiotto, ci parlava di percorsi di educazione civica all'interno delle scuole. Sì, allora, come sapete, insomma, educazione civica è già diciamo che si affrontano tematiche di educazione civica che sono interdisciplinari, già da alcuni anni viene fatto regolarmente nelle scuole. Certamente ecco, c'è ancora tanto da fare, soprattutto tenuto conto di ciò che accade, della necessità insomma, che i ragazzi vengano meglio come dire, accompagnati nel percorso di crescita, e in questo io ritengo ecco, che l'educazione civica va vista appunto come un modo per aiutare i nostri giovani ecco, a capire qual è l'importanza del rispetto soprattutto delle regole, degli altri, che la nostra libertà comunque deve incontrare un limite, e io insisto nel dire che è soprattutto responsabilità di noi adulti far sì che i ragazzi siano incanalati ecco, su questa strada soprattutto del rispetto, perché se manca forse qualcosa è mancato in noi. Senta, in ultimo le chiedo, dottoressa, quali sono le sfide che l'ufficio scolastico provinciale dovrà affrontare in questo nuovo anno scolastico, che la vedranno insomma più impegnata?
Beh, allora, purtroppo, insomma, io sempre dico il mondo oggi è molto complesso e quindi molto complessa è anche la scuola, ma del resto è chiaro, insomma, è diciamo, un sistema che va avanti, che dura tutto l'anno e che non finisce, ecco, dove le componenti sono diverse, componenti scolastiche, genitori e tutto il territorio che ruota attorno. Naturalmente come ufficio, ecco, qualcosa che sentiamo particolarmente pressante è il supporto nella gestione della scuola, perché è vero, mancano tutti i dirigenti, ma manca anche il personale magari ATA, dove ecco, spesso abbiamo diversi supplenti che quindi vanno anche formati. Ecco, il problema delle segreterie è quello che ci preme maggiormente in questo momento, perché una scuola va avanti anche grazie al personale amministrativo, oltre che docente. Quindi abbiamo il PNRR, abbiamo i PON, abbiamo poi tutta la gestione ordinaria della scuola, che se non abbiamo segreterie in grado di stare dietro alle tantissime attività che ogni giorno devono essere poste in essere, naturalmente diventa difficile, ecco, poter andare avanti. Per cui quello che più ci preme è dare soprattutto supporto, ecco, ai dirigenti, alle segreterie, e comunque significa anche dare una mano in più a portare avanti, ecco, la scuola e la sua attività. E poi sì, contiamo di essere accanto ai dirigenti anche in queste attività di formazione, di apertura al territorio. Abbiamo anche ottime relazioni con la provincia, con i vari enti del territorio, le cui proposte ogni anno sono tantissime, proposte anche formative, e qui ci ricolleghiamo con l'educazione civica e la necessità di metterci a disposizione su questa strada, ecco, di favorire. Quindi insomma tanti progetti, PNRR che inietterà insomma del capitale nelle scuole, ma giustamente insomma serve personale per poter gestire, no? Perché sappiamo che anche qui la burocrazia non risparmia nessuno, quindi le segreterie sono importanti. Grazie dottoressa Sardella per essere stata con noi e per averci fatto un po' il quadro di questo nuovo anno scolastico. Ci riaggiorneremo magari più avanti per vedere insomma se la situazione in qualche modo sarà stata sanata, insomma quantomeno in parte. Grazie dottoressa per essere stata con noi. Grazie. Buongiorno. Arrivederci. Barbara Sardella, dirigente scolastico provinciale per la Marca Trevigiana. Andiamo in pubblicità, tra pochissimo il punto con la dottoressa invece Fortunata Pizzoferro, vicepresidente dell'Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi del Veneto, per provare a entrare un po' nel cuore di questi ragazzi e vedere di capire quali ingredienti questa scuola dovrà riuscire a mettere nella loro cartella affinché sia un anno scolastico davvero buono per tutti, per i ragazzi e per le famiglie. Tra poco. Prima edizione di Antena 3 Nord-Est, nuovamente buongiorno, ben ritrovati. Dobbiamo darvi una notizia perché abbiamo un aggiornamento legato alla notizia di apertura di questa edizione, ovvero l'incidente sul lavoro, un uomo che è caduto da un albero, ricorderete, mentre stava probabilmente tagliando dei rami, un 64enne, siamo nel comune di Macerata sul Piave, è stato ricoverato in ospedale in gravi condizioni, purtroppo in ospedale è deceduto, quindi è la notizia di un decesso. L'uomo aveva 64 anni, non sono ancora state rese note le sue generalità. E andiamo avanti, come annunciato, in collegamento per noi, la vedo già in linea, la dottoressa Pizzoferro. Buongiorno dottoressa, grazie per averci raggiunto in questa nostra diretta del primo giorno di scuola. Insomma, ovviamente abbiamo dedicato un ampio spazio a questa giornata particolare e oggi vogliamo provare a parlare di ragazzi con lei. Buongiorno. Buongiorno Anna, ben trovata. Grazie. Allora, il primo giorno di scuola affrontato da tanti punti di vista, i docenti che non ci sono, i ragazzi che anche quest'anno potranno ottenere, così ha detto l'assessore Donazzan, un aiuto psicologico, anche con degli agganci che avvengono proprio all'interno della scuola per riuscire a dare loro la possibilità di gestire un disagio. Ecco, intanto il ruolo della scuola, io partirei da qui, che cosa deve mettere nella cartella di questi ragazzi oggi la scuola? Quali ingredienti, quali strumenti?
Sicuramente oggi la scuola ha un ruolo fondamentale anche perché è molto cambiata il tessuto sociale delle nostre famiglie, non ci sono più le famiglie allargate nel quale un bambino poteva avere contatti con diversi cugini, zii, nonni, tutte persone con cui poteva confrontarsi, avere una vita sociale. Ora le famiglie sono mononucleari, è più difficile avere questa interazione ed è proprio nella scuola che il bambino e la bambina fanno questa palestra delle loro relazioni, ancora prima dell'acquisizione delle competenze che giustamente devono acquisire quando vanno a scuola per poi diventare degli adulti consapevoli. Quindi la scuola a 360 gradi, una scuola che secondo lei, possiamo dirlo, in questi anni si è un po' dissociata, staccata dalle famiglie. È ancora valido il collegamento, il grande patto di collaborazione che una volta c'era tra la scuola e le famiglie, secondo lei? O si è allentato qualcosa? Ma non credo che il patto di collaborazione si sia allentato, sicuramente tutti sentono maggiormente la fatica di una società che sta diventando mediamente con una tonalità più aggressiva. A volte si parla di giovani generazioni più aggressive, ma in realtà è solamente il frutto di una comunicazione che sta diventando a tutti i livelli societari una comunicazione che alza i toni e quindi è più difficile anche per la scuola relazionarsi con le famiglie, con i genitori, con i ragazzi se c'è anche questa sensazione di paura, perché dall'altra parte a volte può esserci una reazione di chiusura. Quindi sarebbe meglio che tutti quanti riuscissimo ad andare incontro all'altro, anche con il beneficio del dubbio che nel confronto con l'altro qualcosa tutti possiamo apprendere, sia dal lato della scuola sia dal lato delle famiglie, ed è solo attraverso questo incontro che ci si può arricchire. Ecco, il tema del confronto. Abbiamo incontrato qui in questi studi l'assessore alla scuola Gloria Sernagiotto, che più volte ha parlato del caso Treviso e qui mi riferisco ai diversi momenti di tensione che ci sono stati tra ragazzi nel quadrante di Piazza Borsa piuttosto che in stazione, l'ultimo sabato sera sventato dalla polizia. Lei avrà visto che il centro di Treviso è blindato dalle forze dell'ordine, appunto soprattutto quel quadrante, ed è un luogo in cui ormai da diverso tempo i ragazzi sabato pomeriggio, ma insomma anche dopo la scuola, si danno appuntamento per varie cose, per discussioni che a volte diventano sfide da pubblicare sui social network. È un fenomeno di cui abbiamo già parlato in questa sede. Possiamo provare ad aiutare le persone che ci stanno ascoltando a rileggerlo, questo fenomeno? Mi viene in mente, Anna, una canzone che sicuramente tutti quanti abbiamo sentito durante l'infanzia e sicuramente cantiamo ancora adesso ai nostri bambini. Ha presente il topolino che mio padre al mercato comprò e c'è il bastone che picchiò il cane, che morse il gatto, che si mangiò il topo. Ecco, noi stiamo in qualche modo dando una risposta come società che non fa altro che aumentare il livello di repressione. Se da qualche parte la società mostra una sofferenza e la mostra anche attraverso questi agiti in qualche modo violenti nel doversi prendere a botte, nel doversi confrontare, dovremmo prima di tutto capire perché i ragazzi hanno bisogno di essere visibili attraverso queste modalità di confronto. Ma se noi agiamo semplicemente alzando il livello di repressione, di controllo, anche alzando il livello di aggressività, non faremo altro che innescare una continua escalation di aggressività all'interno della società. Eppure i ragazzi non hanno mai avuto così tante possibilità di essere visibili. Ovviamente è una provocazione, perché adesso abbiamo i social network, no? Lei parla di richiesta di visibilità, immagino che si riferisca a quella di un contesto, di essere riconosciuti in un contesto familiare. Quindi un po' questa contraddizione, no? Una visibilità che di fatto c'è ed è all'ennesima potenza, che però poi non si traduce nella vita reale. Essere esposti non vuol dire essere visibili, quindi essere esposti nel senso che la mia immagine è perennemente esposta al pubblico, ma potrei anche non essere veramente io, tant'è che molti giovani hanno un avatar, hanno una immagine pubblica con la quale si mostrano che è molto diversa da quello che hanno internamente, da quello che sentono, quindi hanno delle fotografie molto ritoccate che non è conforme alla loro identità, al modo in cui si sentono, alla loro reale autostima. Quindi pensare che essere presenti sui social network significa sentirsi visti è un'illusione, perché anzi
quello che io mostro fuori potrebbe essere qualcuno di così diverso da me che mi mette ancora maggiormente in difficoltà, perché io non ho più il coraggio di mostrarmi come veramente sono, sia dal punto di vista fisico ma anche dal punto di vista relazionale e dal punto di vista della mia autostima. Quindi non ho il coraggio di esprimere quali sono le mie difficoltà se dall'altra parte ho un'immagine pubblica che mi mostra come un super ragazzo o una super adolescente. Senta, a più riprese abbiamo visto ragazzi con micce che si accendono molto facilmente. Ecco, questa irascibilità, come poter aiutare dei genitori a gestirla? Questa irascibilità che è anche un'immediatezza, un'impulsività che, come dicevamo prima, permea poi tutta la società. Qualunque fatto succeda sui social network viene commentato in maniera molto aggressiva, ma non certo solo dalle giovani generazioni, ma anche dagli adulti. Questa impulsività è la miccia che abbiamo tutti. Quindi quello che possono fare le famiglie è lavorare prima di tutto su se stessi e lavorare anche sulla propria capacità di fermarsi, di mettersi in ascolto prima di dare risposte, perché può succedere a tutti, anche agli adulti, di essere presi da un'emotività che sfocia in un'aggressività rivolta agli altri. L'abbiamo visto appunto nel commento di tanti fatti di cronaca, quando rispetto a un fatto di cronaca si chiede immediatamente pene esemplari. Questo rispondere di pancia non ci permette di trovare delle soluzioni, come se di fronte a una ferita, a un taglio che noi abbiamo nella pelle, invece di cercare di ricucire i due lombi, cercassimo semplicemente di allargare la ferita, separando ancora di più le due parti che hanno subito il trauma. Questo allontanamento non permette poi una guarigione da questa ferita. Senta, vorrei condividere con lei un servizio della redazione di Treviso di ieri, è il racconto di un calzolaio che insieme al cugino ha esposto un cartello fuori dal proprio negozio dicendo: qui sono vietati i cellulari. Perché? Perché evidentemente molte persone quando entrano, fanno delle compere, tendenzialmente c'è una parte di loro che è nel negozio, l'altra parte è al telefono con qualcuno, ed è un fenomeno insomma che probabilmente riguarda anche tante situazioni che ci sono nelle case dove magari i ragazzi hanno bisogno di ascolto e i genitori sono al telefono, ma questo ce lo racconterà lei in caso. Le facciamo vedere il servizio e poi lo commentiamo insieme. Mi è capitato con un cliente, con una ragazza, di dover fare un servizio mentre lei parlava al telefono, e per un quarto d'ora io gli chiedevo le cose e lei parlava di altre cose con un'altra persona, finché non ce l'ho più fatta. Gli ho messo le sue scarpe dentro il sacchetto e l'ho mandata fuori, gli ho detto: basta, non lavoro con questo modo. Ma perché? Perché sei maleducata. Questa la goccia che ha fatto traboccare il vaso, ma è stata una serie di comportamenti a convincere Massimo Carlesso per tutti i billi ad affiggere nel suo negozio di via Paris Bordone un cartello più che eloquente: non servo persone al cellulare. Il telefono lo usi prima di entrare in negozio o dopo, e se ti squilla durante, aspettano, e dopo arriverà il momento in cui gli rispondi, come faccio io, come fa tutte le persone che hanno un minimo di amor proprio, ecco. Ma se il cartello di Billy è diventato virale, ce n'è un altro di simile tenore che campeggia da anni in un'altra calzoleria poco distante in via San Francesco e gestita dal cugino Carlo. Qui il messaggio è ancora più perentorio: se sei al telefono non entrare, con tanto di segnale di divieto. La questione è anche pratica. È successo più di qualche volta, qualche più di un'occasione, dove molto probabilmente ho perso un attimino anche un po' la pazienza di aspettare i comodi dei clienti, di aspettare anche 5, ben 10 minuti che loro finissero la loro chiamata per poi servirli. Purtroppo il nostro è un lavoro manuale, si prende una scarpa per cominciare a lavorarci, si deve lasciare il lavoro che si è iniziato per andare a servire. Ci sta nel lavoro, però un po' di rispetto anche da parte dei clienti o della gente va bene. Dottoressa Pizzoferro, che origine ha la maleducazione? Abbiamo sentito parlare di maleducazione e poi le chiedo un passaggio anche sull'utilizzo dei telefoni cellulari. Sì, abbiamo sentito un passaggio sulla maleducazione che sempre dispiace nelle relazioni, ma alla quale poi si è data una risposta di altrettanta maleducazione, perché se per una persona che si è comportata con maleducazione io espongo un cartello che comunque è un rifiuto, no?
Io non faccio entrare persone che per qualche motivo sono al telefono. Le persone possono avere svariati motivi, a volte anche di urgenza, magari possono essere in attesa mentre un'altra persona sta parlando con il calzolaio. Comunque una comunicazione che esprime un rifiuto non fa altro che rispondere alla maleducazione con la maleducazione, ed è questa l'escalation che dicevo prima. Molto diverso sarebbe esporre un cartello in cui dice: in questo negozio ci sono così belle scarpe che cattureremo la vostra attenzione. Quindi io non credo che questo contrapporre, questo fare muro contro muro risolva in qualche modo lo sfilacciamento che c'è nella società. Quindi avremo semplicemente una serie di persone che decide che in un negozio non ci va più e quindi risolve le sue compere al telefono, e quindi si incontrerà ancora di meno e ci abitueremo ancora di meno ad avere delle relazioni in presenza. L'ultimo passaggio è sull'utilizzo del telefono cellulare. Ci sta, visto che abbiamo parlato di incontri, ci sta in qualche modo allontanando? Lo stiamo usando molto? Sicuramente sta cambiando il modo in cui noi trattiamo le relazioni, e questo anche dal punto di vista della scuola, degli educatori e degli insegnanti è non solo, hanno delle relazioni che si svolgono completamente al telefono, dai primi approcci alla chiusura. Questo non lo fanno solo i ragazzi a scuola, ma lo fanno ormai anche gli adulti, e le relazioni che si svolgono con le chat, con i messaggi al telefono, non sono meno reali dal punto di vista emotivo delle relazioni che invece si svolgono in presenza. Si può essere altrettanto coinvolti e altrettanto sofferenti anche per una relazione che nasce e che muore attraverso un cellulare, quindi non dobbiamo semplicemente bollarlo come mezzo che ci sta allontanando, è un mezzo con il quale stiamo coltivando relazioni nuove e che dobbiamo imparare a gestire per non essere da questo gestiti. Senta, dottoressa, approfitto della sua presenza per chiederle di mandare un po' un messaggio ai genitori che oggi hanno accompagnato i loro ragazzi, che hanno scattato le foto del primo giorno di scuola. Che messaggio vuole mandare per questo inizio di anno scolastico alle famiglie? Intanto di essere felici, perché negli ultimi 3 anni ci siamo trovati in questo primo giorno a chiederci se i bambini sarebbero andati a scuola, se i bambini avrebbero potuto vedere il sorriso degli insegnanti da accoglierle. Quindi questo è un anno scolastico che invece si apre con qualche certezza in più, nel quale pensiamo che i bambini continueranno ad andare a scuola, e se il bambino va a scuola vuol dire che è sano, non deve stare a casa e non deve fare la didattica a distanza magari dall'ospedale. E questa è una conquista che non dobbiamo mai dimenticare. Se il bambino è sano, se il genitore e la relazione è sana, si tratta semplicemente di fermarsi, ascoltarsi, osservare e vedere quali sono i bisogni con i quali noi possiamo aiutarci tra di noi come comunità per aiutare queste giovani generazioni a crescere. Grazie alla dottoressa Fortunata Pizzoparo, sempre preziosa per essere stata in nostra compagnia oggi, in questa giornata, in questa diretta. Buon lavoro dottoressa, arrivederci. 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 Allora, il nostro passaggio, avete visto, 13 di settembre, primo giorno di scuola, con l'assessore regionale Elena Donazzan, la dottoressa Barbara Sardella e ora con la dottoressa Fortunata Pizzoferro. Questa nostra prima edizione termina qui. In chiusura voglio ribadirvi la notizia che vi abbiamo dato pochi minuti fa, ovvero del decesso dell'uomo caduto da un albero questa mattina a Maserata sul Piave, via Velier, mentre stava tagliando alcuni rami. È deceduto purtroppo in ospedale, aveva 64 anni. Siamo al termine, ora le previsioni del tempo. Dopo di noi torna il grande cinema di Antenna 3, questa volta con una pellicola dal titolo Il Cigno Nero, con Tyrone Power e Thomas Mitchell. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Ora le previsioni del tempo. Arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago. Bentrovati al meteo.
L'alta pressione si indebolisce, il transito di una debole perturbazione aumenterà la probabilità di temporali. Vediamo insieme il dettaglio di mercoledì 13 settembre. Sul Veneto sarà in prevalenza soleggiato, come ci mostra la grafica. Tuttavia avremo una nuvolosità più consistente sulle zone montane con frequenti rovesci. Verso sera localmente potranno interessare anche le zone di pianura. Temperature stazionarie o in locale variazione, minime sugli 11-20 gradi, massime comprese tra 25 e 31 all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Il tempo sarà migliore al mattino, cielo variabile poi con probabili rovesci e temporali, specie dal pomeriggio, meno probabili tuttavia sulle zone costiere. Temperature minime tra 17 e 18 gradi, massime sui 28-29 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il tempo, come vediamo, risulterà variabile con sole e nubi in giornata alternati a rovesci o temporali. Temperature minime intorno ai 12-16 gradi, massime sui 26-30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Portaci gli oggetti, i mobili, i vestiti che non usi più. Da noi, guadagni. Ex novo mercatino dell'usato. Aperto 7 giorni su 7, via Vicenza 23, Vede Lago.